lei? Da Marsala Ignazio. Da Marsala, si chiama Ignazio e c'ha Ignazio. esattamente 70 anni, giusto? 70 anni, vai amore mio. Complimenti che Vai scocca mia. Guardi i telespettatori. Vai a scocca mia. Vieni. Allora, signor Ignazio, Oh, allora ascolti, lei praticamente cerca l'anima gemella innanzitutto, giusto? Madonna, immensamente. Va bene, che tipo di donna va cercando? Una donna che sta a mio fianco e sta a casa e sta a casa per tutti. Esatto, ascolti, quanti anni dovrebbe avere? Io No, la donna. non metto età, perché oggi non ce n'è età. Esatto, facciamo da un minimo di... Si accomodi, si metta comodo, tranquillo. Un minimo, che so, a qualunque sia anno la Va metto bene. a casa. Cioè, partiamo allora da una base di 20 anni a salire. Come gay, Esatto, la metto a casa. esatto. Basta Anche, che sia praticamente anche che c'ha donna, due no? bambini, un bambino, non ha Anche importanza. senza bambini. E anche senza bambino non ha importanza La stessa per cosa. me. Va bene, allora ascolti, un'altra cosa. Minchia, finito di parlare. Allora ascolti, un'altra cosa. Abbiamo detto lei lavora o è pensionato? È pensionato naturalmente. Io sono pensionato. Ed è di ma Marsala. Ancora ho un'età. Bello, si sente bello pimpante. Madonna, Un meravigliosa. ragazzino praticamente. Ma un picciotto, Meglio. un picciotto a 20 anni. Una venende che fai. Io guadagno 100 euro al giorno. Esatto. Minchia. Quindi economicamente sta pure bene, per cui problemi non c'è. Mannaggia, malattia non l'ho avuto mai. Esatto, Sono qua alla fiera, a mezzo a voi, esatto. mi diverto la vita, ballo, sono, mangio, vivo. Il mondo me la prendo così. Va bene, Tutto il mondo è per me certo. e per tutti voi. Va bene, allora amici telespettatori, soprattutto amiche telespettatrici, per le ragazze o le signore che fossero interessate qua al signor Ignazio di 70 anni di Marsala, possono chiamare attenzione direttamente al suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione. Comunque- Ok? Adesso il signor Ignazio per Comunque per me le donne sono un angelo e non si fanno cattiverie di nessuna cosa. Esattamente. Sempre carezze, va bene, portarla a divertimento, portarla a ballare, portarla Certo. con la macchina, farle divertire, perché la vita è oggi così, di farle divertire le donne e vivere in questi 2 giorni che abbiamo di tempo, Esatto. va bene, dobbiamo essere uniti e felici, va bene, assieme. Allora, stavo dicendo, signor Ignazio, bene amiche telespettatrici, il signor Ignazio di Marsala. Io ho una casa di proprietà, l'ho fatta tutta io con le mie Va bene. mani e di più 100 metri quadrati. Certo. E sono solo, vedovo, non sono separato, Certo. ma con ciò va bene, io desiderassi, va bene. Una brava ragazza. Qualunque sia donna, anche che è povera, Certo, non mi certo. interessa proprio, Va bene. non mi riguarda, se è povera non mi riguarda Ok. proprio. Va bene, allora lei in onore di questa ragazza che la chiameranno, praticamente lei ci vuole fare una serie di imitazioni, giusto? Io ci do il mio cuore. Sì. Il mio cuore felice Sì, di, siamo farla, d'accordo. di farla sempre felice Sì. fino alla fine. Ma dico per le ragazze che fossero interessate a lei in onore di questa ragazza che la chiameranno, farà le imitazioni. Madonna mia, vai amore mio. Va bene, siamo a chi mi vuole, a chi mi vuole, dai, va bene, a sì. chi mi vuole, Ok. va bene. Vabbè, un'altra Io- cosa. Sì, stavo dicendo, dico in onore di queste ragazze, di queste donne che la chiameranno, lei naturalmente ci farà le imitazioni, giusto? Madonna, la bacerei tutta, la accarezzerei tutta e Sì. sono L'abbiamo sì, io- capito, lo so. Però le dico, signor Ignazio, dico in onore di queste ragazze, lei oggi, questa sera, ci farà le imitazioni, giusto? Esatto, esattissimo, Perfetto. esattissimo. Perfetto, lei praticamente ci farà delle imitazioni degli animali, giusto? È esattissimo. Perfetto. Allora ora io le dico quale animale lei dovrebbe imitare Io- e lei guardando l'obiettivo della telecamera ce le imiterà, va bene? Esatto, ok. Posso ok. cominciare? Deve guardare attenzione all'obiettivo, Ok, va bene? Via. Allora, cominci col cane. Bu. Un cane più grosso. Bu. Ora ci faccia il gatto. Miau. Un gatto più piccolo. Miau. Ci faccia un gatto che dorme. Mizzica che tocco. Un gatto che dorme fa piano piano. Sì. Perché dorme la mano e si riposa. Esatto. Ora ci faccio un cane arrabbiato. Bu. Ora ci faccia una discussione fra cani.
una discussione fra cani. e se fanno l'amore, i cani. Ce lo faccia pure. Posso dire, Certo, deve fare i versi dei cani che fanno l'amore. i cani fanno, va bene, primo ciapano, Cioè, e come fanno? poi... Che è il problema? Allora, signor Ignazio, continuiamo, abbiamo detto collo cane piccolo piccolo. Piccolo piccolo, piu, piu, bu, 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 bu. Ok, facciamo ora il gallo. Chicchirichi! Chicchirichi! Ora faccio un gallo che canta la mattina per svegliare il padrone. E quasi è la stessa cosa. Chicchirichi! Però più accentuato. La voce non c'è, è giusto? Vabbè, ci faccia il cavallo. Il cavallo come? Il cavallo, diciamo, il puledro. Il poletro che cerca un'altra donna. Che cerca Il puledro che cerca un'altra femmina. e fa... Vediamo? Perché è arretato? Sentiamo. La femmina- Ripeta. Ora ci faccia il cavallo normale, che non cerca nessuno. Il cavallo nel mare che non cerca nessuno. Chi nasce fa come... Ora ci faccia il maiale. Il maiale, non ricordo bene, lascio. Il maiale, Intanto facile il maiale. e non ricordo bene. Vabbè, ci faccia la gallina. Chicchirichi! Questo era il gallo. Eh. La gallina, femmina. Che. Ci faccia la gallina mentre che si sforza per fare l'uovo. Chicchirichi! Cioè si trasforma praticamente, diventa gallo. Si trasforma. Vabbè, ora ci faccia, attenzione, attenzione. Ci faccia il gabbiano. Il gabbiano non ricordo bene, ma va, perché io ho lavorato in questi giorni a Favognana, ho visto i gabbiani, fanno glu 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 glu. Esatto. Ci faccia invece l'orso. L'osso fa piano, l'osso fa Vabbè, in questo momento non è in casa. Ci faccia il leone. il leone. Continuiamo con la mucca. Con la mucca è come una vacca, no? Una vacca. Mucca o la vacca è la stessa cosa, dai. Ma la vacca E poco fa c'era una pecora e mezza. A proposito, ci faccia la pecora. me Ci faccia una pecora arrabbiata. me Ci faccia la capra. me Ci faccia l'agnellino. me Ci faccia ora invece un toro. un toro. Oh, Questo era un toro all'impiedi. all'ambiente che va sotto a me di un'altra A persona cercare la mucca. a cercare. Ora invece ci faccia un toro seduto. Me Questo era un toro seduto. un toro. Ripeta invece il toro all'impiedi. Me E il toro seduto. il toro seduto fa me. Esatto. Ora attenzione che è molto difficile. Ci faccia l'ornitorinco. E che si finisce? L'ornitorinco non lo conosce? No, questo è malo no. Ci faccia il brontosauro. Cavallo. No, il brontosauro. Il brontosauro che è malo è? Il brontosauro Ci faccia ora la paonissa. non lo conosco queste cose. Neanche. La foca. Nemmeno la conosco. La foca neanche. L'elefante. L'elefante sì. Ci faccia l'elefante. L'elefante fa Il leone. ma La tigre. la tigre fa non ricordo bene. La tigre fa Si somiglia al leone comunque. sì, si ricorda. Chi rende fa così. Certo. Va bene, ascolti, ci faccia ora, attenzione, un uccellino. Ci faccia un uccello ancora più grossetto. Ci faccia ora un bell'uccello, bello. Bello uccello.
Questo era un uccello più grande? più grande. E un uccello ancora più grande? Perfetto, il pappagallo? Pappagallo, pappagallo fa blom, 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 blom. Sempre continuo. Sempre con blom, blom, Va bene. blom. Ok, bene amici, abbiamo sentito l'imitazione del signor Ignazio, 70 anni di Marsala. Ripeto, per le amiche telespettatrici che fossero interessate al signor Ignazio di Marsala, 70 anni, Come ti chiami? Alberto. Alberto, con queste cose i ragazzi storiano a me, Certo, il mio cervello, certo. la mia persona, E la chiamano. esatto quello che Esatto, dico io. esatto. E la chiamano naturalmente al suo numero telefonico che noi stiamo dando in sovraimpressione. Per vedere che persona sono io, se sono Certo. intelligente o non sono intelligente. Certo, E anche voi studiate su di me. certo. Tu ma devi essere un dottore, ma Quasi. Dottor per Stranamore fare Siciliano. questo tu a me in giro non mi prendi. Certo, Perché ho un'età, certo, tu devi essere un dottore per fare questo. Tu già stai studiando a me. certo. E Dottor così- Stranamore Siciliano. Difatti e mi chiamo così Dottor sbaglio? Stranamore. No, no. In base all'età che io. Comunque io- se le porta bene 70 anni, eh? Se in le porta base per sempre un all'età- ragazzino. In base all'età che io ho, almeno. È molto intelligente. Io sto io pure a te, mentre Certo. io parlo con te. Ok, Io sto io a te che sei un dottore. grazie. Per fare questo tu studi il mio cervello. Certo. E lei sta studiando il mio. Io sto studiando E allora, a te in attesa perché- mentre noi stiamo perché- studiando, Perché sto studiando a te? Perché tu per fare tutte queste cose, certo, tutte queste domande. già tu- automaticamente li devo studiare. automaticamente tu, Li devo studiare prima. no, già sei un dottore. Grazie. Mi studi tu a me. Grazie. E a me, Va bene, a me- signor Ignazio. a me mi fa piacere, sai Grazie. perché? Ah, perché mi fa piacere, sai? Io una certe cose in scuola non ce n'ho, ma Certo. mi posso esprimere e a volte no, Meglio di uno che ha studiato. e a volte Va bene. io sono analfabete. Sì. Te lo dico Sì, ascolti, un'altra senti cosa, qua. prima di chiudere, esatto, lei vuole dire alle amiche telespettatrici qualcosa guardando la telecamera? Vuole mandare un messaggio? Io mando tutta la mia felicità a tutti i ragazzi che mi attendono in questo momento perché le voglio bene per E tutta, quindi li aspetta. e le aspetto. E devono telefonare, giusto? Esatto, esattamente. Senti qua, Dica. dottore, Mi dica. senti qua a me, dottore mio, tu sei un ragazzo troppo intelligente, Grazie. tu sei un dottore e studi alla persona, va bene, come si accoglie la vita Giusto. di queste donne, di queste persone, Certo. di quelle che sono qui dentro. Va bene. E Andiamo studi alcuni minuti di felicità praticamente. Va bene. Salutiamo ora i telespettatori perché si fece un poco tardi. Sì, ma tu mi sturaste a me, Certo. mi sturaste immensamente. Va bene. Mi sturaste il mio cervello. Esatto, Sugnazio non è macchina, un poco tardi si fece Hai che. visto? Salutiamo i telespettatori Hai di visto? Stranamore Siciliano. Ok, Alberto vi saluta, vi raccomando telefonate a Sugnazio perché il Sugnazio è qua che aspetta, ok? Alberto vi saluta, ripeto, e vi saluta anche Ignazio Vittorio Angelere. di Marsala, ok amici? Vi raccomando, Telespettatori, abbiamo qua il Sugnazio, 70 anni di Marsala, che ci vuole fare un'esibizione. Ci vuole ballare una canzone, giusto? Una canzone senza Di musica. discoteca. Di discoteca. Come sia. Come si sia. Insomma, lei ci vuole fare vedere come balla. Con bassita, Con bassita, io le posso mettere rock and roll, Charleston, Perfetto, qualsiasi cosa. qualsiasi Vabbè, cosa. allora vediamoci l'esibizione del signor Ignazio, 70 anni di Marsala, ok? Dai.
auguri, abbiamo visto l'esibizione del signor Ignazio, ora il signor Ignazio vuole salutare gli amici di Strano Amore Siciliano. Ciao da Alberto e ciao anche da... Mi aspetto immensamente, amore mio, con cuore e ciao e felicità. Ciao amore mio. Oh yeah.